Un'amorosa? L'amorosa, oltre al fatto a non riuscire a pensare ad un'amorosa, perché non c'è spazio adesso nella mia testa per questo, e il problema è che non riesco più ad innamorarmi, tra virgolette. E poi sai, quando vivi una situazione sei sempre, almeno io per carattere, sono sempre arrabbiato, nervoso, incazzato, rabbia legittima comunque, no? Perché vedi che sei costretto a difenderti dalle istituzioni e quando sei in questo stato d'animo fai fatica a pensare al piccolo grande amore, tra virgolette, no? Perché quando sei innamorato pensi al desiderio di stare soli e tutte queste cose qua. Io se sto solo con una ragazza ho sempre dietro di me una specie di ombra che mi dice zincheria e mafia e sostanze tossiche, e faccio fatica a separarla da me questa cosa. Ma quando tu parli di ecomafia, cioè, a che cosa che ti riferisci in particolare? Ecomafia vera e propria. Io uso il termine ecomafia perché apporto e trasporto di sostanze tossiche, io la chiamo solo ecomafia, soprattutto quando si hanno gli appoggi all'interno delle istituzioni. Però l'episodio eclatante è l'aggressione, il tentato omicidio al presidente del comitato Stefano Giuliani. Alle 5:30 del pomeriggio, in una giornata di pioggia, Stefano viene fermato da dei camioncini che lo bloccano, scendono dei mercenari, li chiamo così, e lo pestano a sangue, sprangate di ferro solo nella scatola cranica, solo in questa zona. Cioè è chiaro per me e non capisco perché non sia chiaro per gli inquirenti che si tratta di un episodio per fare palco, per mostrare, perché se volevano dargli una lezione lo prendevano a calci e pugni, avrebbe delle costole rotte, avrebbe il naso rotto, i denti erano perfetti, il naso era perfetto, solo nella scatola cranica l'hanno colpito a sprangate di ferro. Tentato omicidio per lasciare a chi sta attorno il gesto della brutale violenza e soprattutto per dire vi prendiamo vicino alle case, siamo in grado di seguirvi. Succede anche che il papà del sindaco nei bar dove va dichiara, afferma che abbiamo preso il pastore e poi prenderemo le pecorelle. Sembra che l'onorevole Di Donè ad un familiare di Stefano abbia detto che Stefano è stato fortunato a cavarsela così perché si è interessato di cose di cui non doveva. Sarebbe bastato che uno mi avesse detto che ero in coma, guarda che avevo un incidente, ma nessuno mi aveva detto. Cioè, non avevo più amici, non avevo più nessuno. Ti prova, se vai a letto adesso ti svegli completamente bloccato, tutti sti qua, non capisci cosa succede, credimi. C'avevo già che lei sotto droghe e via dicendo delle 2 ore. E la spiegazione che ti aveva dato il tuo cervello era quella? Il cervello era quello di aver pensato, visto una strana guerra civile. Una strana proprio. Mi ricordo da paese a paese. Dopo mi ricordo che non avevano più quasi neanche soldi in Veneto. Pensa alla gente bastando doveva andare a lavorare, alla sera andava a lavorare nella zona di Vicenza. Un incubo. Sarebbe bastato che dicessero solo avete avuto un incidente. Dove cazzo sei? Chi c'è? Cioè, cosa è successo? Dove è finita tutta la gente? Ma mi ricordavo tutti i miei amici, la Madonna, eccetera, eccetera. Tutto. Ma per quel cazzo io ero là. Cosa era successo sto mondo? È sparito il mondo. Vabbè. E non ti puoi muovere, cioè, non ti puoi muovere e non potendo parlare perché non sapevo avere il tubo. Allora, mi penso aver provato 3-4 volte a staccarmi tutto le liberarmi, andare a parme. Scherzi, ma cioè, mi non me ne frega che sia il paradiso, ma l'importante è che non mi svegli mai più in maniera là. Dove? Stai che indovina? Bravo.
Dalle mie parti un episodio del genere sarebbe stato immediatamente marchiato dalla matrice dei clan, un'intimidazione, un avvertimento. E invece qui, nel cuore del nord-est, da subito non hanno trovato di meglio che tirare in mezzo i motociclisti borchiati, i bikers. Nessuno ha visto né sentito nulla. Questa è un'altra cameretta, più piccola, un'altra cameretta in solaco. Con tutto quello che dobbiamo lottare bisogna che sia a nostro favore. Non per me certo, perché per me ormai ogni poco gli anni consumai. Ma per la gioventù che viene su adesso sarebbe giusto che ci sia un ambiente un po' migliore di adesso. E manco che puoi respirare all'aria buona. Perché abbiamo visto qua in campagna e dovremmo morire in campagna, noi in mezzo alle fabbriche. Perché andiamo avanti, siamo circondati da fabbriche, noi altri no, da siepi e da aria pura. Aria pura non veniamo più altra. Sì, buongiorno, cercavo l'ingegnere Bordignoni, io sono Marcello Anselmo, un giornalista. Chi cercava, scusi? Ingegner Bordignon. Chi? Per cos'era? Perché Scusi? ce n'è più di uno. Non so, il titolare. Il titolare della zincheria, no? Sì, pronto? Sì, buongiorno, parlo con Sono Bordignon Diego. Bordignon Diego. Salve, io sono Marcello Anselmo. È possibile che, fare un'intervista diretta, non so, con lei o con suo capito, la faccio richiamare dall'interessato della mia padre, che ripeto è anche presidente della città e quindi sicuramente Senz'altro, le lascio il mio a dargli recapito. informazioni più o meno importanti o più o meno riservate. Senz'altro, io già nel mese di marzo lasciai 2 volte il recapito, però non ho avuto, ovviamente. Io capisco voi che giustamente fate il vostro lavoro e ricercate notizie per queste informazioni, ma se non è stato richiamato ovviamente ci sono anche altri imprevisti di lavoro e purtroppo non sempre di lavoro, magari anche di salute. Ma Quindi secondo lei mercoledì vi daranno finalmente questa autorizzazione per l'inizio delle lavorazioni nella vostra azienda? è un nostro diritto. Certo.